Domani gioco io e te, a così andiamo in Champions League. Sì, amici bene, ciao, buon martedì. Come state? Vi prego, cercate di star bene, perché altrimenti non ci arriviamo a fine stagione. Io ringrazio tutti quelli che cliccano sui video a prescindere, perché alle volte viene proprio voglia di mollare tutto e di pensarci la prossima settimana, la prossima stagione. Vi ricordate quella frase? Votta fornista stagione, e io ancora non ce la faccio a dire così. Abbiamo l'obiettivo, abbiamo da lottare, e effettivamente la lotta per la Champions è comunque vincente. Dobbiamo capire che succederà tra Roma e Juventus. Io il mio pronostico l'ho fatto sull'altro canale, Calcio Fluido. Se vi va, andate a farvi un giro. Ringrazio tutti quelli che lo stanno facendo. Ma le notizie di oggi ci portano più dubbi che certezze, o meglio, un paio di certezze ce le abbiamo, e che chissà, è inutile che fate, è inutile che io stesso, è inutile che facciamo, perché io stesso vedo che ha fatto mezz'ora col Giuliano. Allora è fatto, tutto a posto. Non parte con la squadra, chissà, non parte con la squadra, perché non è possibile. Il paragone che dovete fare per capire se chissà è recuperato o no è Lukaku in tutte queste amichevoli che stiamo facendo con l'Interland partenopeo, gioca la partita, segna, eccetera eccetera. In campionato neanche a sparare 10 minuti c'ha, e manco sembra che si regge in piedi. Di conseguenza, se Lukaku gioca e segna contro il Giuliano, chissà che fa solo mezz'ora, non ci facciamo male, è proprio la partita con gli amici, io non ci facciamo male stasera, devo andare al pub. Mezz'ora vuol dire che non ha neanche un minuto in un campionato vero di professionisti, eccetera eccetera. Probabilmente stringerà i tempi, probabilmente giocherà sul dolore, ma non possiamo. Ieri a cronache Giuseppe Pastore, e non è manco colpa sua, perché lui non si occupa di Napoli, lui non è che va nel profondo come ci possiamo andare noi che sappiamo tutti i cazzi, però lui dice chissà è recuperato. Ve lo ricordate che 3 mesi fa, sempre a cronache, dissero grande recupero di Anghissà recupera Giorgino. C'è Anghissà che ha recuperato, segnalo, è tornato rollabile, o comunque magari non dal primo minuto, però ha recuperato. Ed è un bel recupero è un recupero importante. È un recupero importante, ragazze che cagate, nel senso che non è recuperato proprio niente. Ieri è stato ripetuto, e quindi il Napoli c'è una partita facile, hanno pure recuperato Anghissà. Dovete finirla di prendere in giro, non noi, perché noi lo sappiamo, ma tutti gli altri tifosi d'Italia che poi fanno i conti, dice avete pure recuperato Anghissà, tenete a Lukaku. Non teniamo a Lukaku, e questo è Anghissà, e lo sapevamo. McTominay continua a non rivedersi, e lo sapevamo, e non sappiamo quando. Chiedete ai medici. Adesso ci dobbiamo aggiungere Alisson Santos, e noi ci spostiamo pure un attimo. Chiedo a PJ di spostarsi, perché se io mi sposto poi mi rovini tutto il ben fatto. Allora scusami un attimo, PJ, ti sposto da quest'altra parte. PJ, Gigione Piccione, ecco qua. E cerchiamo di capire che squadra possiamo mettere in campo contro il Verona. Poi ho letto anche notizie sul nuovo centro sportivo. Poi ho letto anche notizie sul nuovo centro sportivo. Calma, che ridi a fare? Calma, sono notizie importanti. €1 a letto. Ho fatto mezzo chilo, lascio? Adesso ne parliamo. Insomma, leggiamo da Sky, che di solito ci dà queste notizie un po' più tardi, però ce l'ha data subito, quella di Anghissà, e quella di Alisson Santos. È partito per Verona insieme alla squadra, ha avuto una piccola noia muscolare nella rifinitura odierna, ma niente di grave. Se sarà in grado di giocare partirà lui dall'inizio, altrimenti toccherà a Giovane. La decisione sarà presa nelle prossime ore. Io, quando è arrivato lo spiffero prima di Sky, stamattina, per me, io mi sveglio, Sanremo e tutte le cose, mi chiedo il perché. Mi ha colpito un paio di commenti su X. Dice, ma allora è proprio colpa degli allenamenti, quindi la sfortuna, eccetera eccetera. È encomiabile secondo me è encomiabile che non accettiamo quello che succede a prescindere, non già nessuno, forza Napoli, senza chiederci il perché delle cose. È encomiabile voler cercare i responsabili, una soluzione per non fare gli stessi errori nel futuro, però semplicemente non possiamo cercare una sola causa per tutti
tutte le cose che stanno succedendo, perché sono tutte diverse, a giocatori diversi, in momenti diversi della stagione, entità di infortunio diverse, eccetera eccetera. Quindi se cerchiamo una sola, dice ok, non può essere la sfortuna, deve essere per forza l'allenamento di Conte. Non possiamo dirlo per Alisson, per esempio, ma non possiamo dirlo per un infortunio che ti esce dall'ernia, non possiamo dirlo per esempio per Lukaku, che in pre-season, quindi non è che dici l'hai usato troppo, devi fare il turnover, la gestione di Conte non va bene, perché no, lui si è rotto in pre-season, quindi non è che aveva troppe partite sulle gambe. De Bruyne, io vi ho fatto vedere il minutaggio, lo stava più o meno gestendo, però è successo il patatrack, lì c'è anche il rigore tirato un po' a freddo, probabilmente. Per me ci dobbiamo mettere tutto dentro, anche una componente di sfortuna, perché altrimenti non può essere che uno, ok, abbiamo individuato, sono gli allenamenti troppo pesanti, continuiamo a farli infortunare, è l'unico modo che ci si può allenare, non esistono altri, continuiamo ad allenarci così perché li voglio vedere tutti morti, e preferisco, abbiamo trovato uno che salta l'uomo, che così, no, ti devi infortunare come gli altri. Capite che non può essere una cosa fatta di proposito. Io mi sono permesso di far notare anche lo stato dei campi di allenamento, perché quello ha sicuramente un'incidenza. È l'unica concausa? Sicuramente no, si chiamano concause proprio perché devono essere tutte insieme. I medici del Napoli hanno parlato anche di sfortuna, sicuramente non può essere solo sfortuna, però non la possiamo escludere. Io quando leggo non può essere sfortuna, e che ne sai? E che ne sai? La sfortuna è anche sicuramente che si fanno male tutti quanti contemporaneamente in uno stesso reparto, quindi abbiamo dovuto costringere McTominay a giocare su un dolore, su un problemino, e là diventa quasi normale, non diventa più che sfortuna si è fatto male McTominay, è normale, perché se poi giochi su un problema è questione di tempo. Io vi dico anche che è un po' di tempo che ho paura per Højlund, è chiaro, ma chi ci sta? Poi giocare a Lukaku? No, bisogna finirla questa stagione a come va, che poi ci sono i casi limite al contrario. Un Callecon, un Di Lorenzo stesso, anche l'anno scorso ha sempre giocato tutte le partite senza farsi niente, quelli sono i casi limite, però è là, non doveva uscire per forza l'infortunio muscolare, alle volte non esce, alle volte esce anche quando giochi pochissimo. Alisson è mai possibile, non ha fatto la preparazione con noi, non è stato sovrautilizzato né dallo Sporting né da noi, e noia muscolare. Allora, capite? Ognuno si faccia la propria idea, però non escludiamo niente, capito? Non voglio sentire la sfortuna non può essere, oppure gli allenamenti non possono essere, la preparazione non può essere, e quell'altra cosa, i campi non possono essere. Io solo questo vi chiedo, perché altrimenti mi sembra un'analisi parziale, che viene poi portata avanti per chi vuole portare avanti la propria idea. Allora, in difesa questi siamo, con l'aggiunta di un Olivera che può può mettersi qua a posto di Juan Jesus, spostare Buongiorno, eccetera eccetera. Forse già sposterei per esempio Buongiorno, Braccetto, Juan Jesus centrale, ma tanto si dovranno dividere i due attaccanti, li mettiamo in campo, mettiamo così, orange, ma quelli sono blu oppure sono gialli, vabbè. Insomma, dovrebbe essere 3-5-2 con David Bowie, visto che è Sanremo, e Sarr in avanti, Frese fascia sinistra, Arrui, Gagliardini centrale, Niasse, Bradaric, Bella Ketchup, eccetera eccetera. Quindi con Bella Ketchup io mi giocherei la carta Giovane, onestamente, perché non voglio vedere Politano, al di là di quella che è la situazione di Politano. Se Conte ha parlato di Politano mi piace di più sulla fascia, non mi piace da numero 10, o Politano lo vediamo qua, oppure qui non lo voglio vedere, preferisco sembra quasi che sai poco. Allora, che se Vergara si deve adattare a sinistra, preferisco vedere un Giovane che è anche un ex, che potrebbe, la storia del gol dell'ex, che potrebbe giocarsela qua. Ora però, questo con Elmas in questa zona, perché? Perché non sappiamo come sta Gilmour. Se Gilmour, saltando la partita che ha saltato precedente, è recuperabile, allora Gilmour va qua,
Elmas viene spostato di nuovo qua, Giovane ritorna in panchina e Vergara ritorna nella sua zona, e già stiamo con una situazione un po' più logica. Tra l'altro una curiosità, visto che quel rigore non ce l'hanno dato, però Elmas aveva il pallone, non lo so se sono cambiate le gerarchie sul dischetto, sappiamo che però Elmas i rigori che ha tirato in Coppa Italia li ha messi nel set togliendo le ragnatele, quindi potrebbe essere lui il designato di un eventuale rigore che poi bilancia tutto. Si bilanciano gli errori a fine campionato. Spinazzola non l'abbiamo visto benissimo, quindi si deve giocare per me il posto con Gutierrez. Tutto questo se Politano, altrimenti Politano si riaccomoda e qua o ci gioca Mazzocchi come è successo, o Gutierrez lo rispostiamo qua a destra. Quindi questa dovrebbe essere la situazione dei disponibili e non ce ne sono altri. Non lo so se esiste ancora un ballottaggio in porta tra Savic e Meret, le ultime le sta giocando Savic, Meret è recuperato, quindi scusa, ho ricevuto un messaggio da Guido, perché tra le altre notizie si è parlato di Monteruscello, ne parla De Mei, Walter De Mei, il che voglio può significare tutto o niente, però leggo De Laurentiis vorrebbe pagare €1 per ettaro. Ora gli ettari sono 10.000 metri quadrati. Ora io non sono un esperto, ma leggo, no? De Maggio, vi do l'esclusiva, la proposta deve essere tramutata, ma De Laurentiis vuole spendere €1 a ettaro, ma ovviamente a quel prezzo troppo basso interverrebbe la Corte dei Conti. Che significa? Che significa? Quindi, devo citare Falco, quindi vorrebbe spendere, ma in quel caso interverrebbe la Corte dei Conti. Io non sono un matematico, la prossima settimana si incontreranno le parti, potrebbe esserci l'avvio, la costruzione, la partita a poker. Ma che significa una partita a poker? Esiste un prezzo competitivo, puoi tirare un pochino. Io ho fatto una ricerca, ma velocissima, perché non so se €1, il costo di un ettaro di terreno edificabile in Italia varia enormemente, quindi varia da 40.000 euro a 100.000 euro per zone meno centrali, fino a superare svariati milioni di euro nelle grandi città o zone turistiche. Il prezzo dipende dall'indice di edificabilità, di ubicazione e destinazione d'uso. 40.000 il minimo, 100.000 il massimo. Arriviamo a milioni di euro ad ettaro, non sarà €1.000.000. Facciamo che è il minimo che ci dice Google, 40.000, ok? Facciamo che Google è completamente fuori strada, perché alle volte sbaglia. Nelle zone di Monteruscello, non che li deve bonificare, perché altrimenti sta un punto di capo, non saranno 40.000, sarà la metà. 20.000? Sarà la metà della metà, 10.000. Sarà €10. Ma non può essere uno, non può essere uno, cioè da 40.000 a €1 non può essere, non può essere, quindi c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Quindi deve essere un refuso, deve essere un errore di stampa, un errore di tipografia. Forse intendeva 1.000, già 1.000 euro. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Speriamo che Allison sta bene e che cose niente ed è tutta pretata. Sapete quella fase è tutta pretattica. Nel frattempo il cauto ottimismo che ci avevano detto su Chissà lo spostiamo a settimana prossima, in attesa di McTominay, in attesa di Kevin De Bruyne. È capace che De Bruyne arriva prima degli altri, non lo so, c'ho questo sentore.